tutti, dopo mezzogiorno, buona domenica, ben ritrovati nel nostro Focus TG fino alle 13 con le notizie e gli aggiornamenti dal nostro territorio. La notizia del giorno è evidentemente la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, avvenuta poco fa. La Santa Messa iniziata alle 10:30 in piazza San Pietro in Vaticano sotto una fitta pioggia che in questi minuti è cessata. Dunque da oggi possiamo chiamare beato Papa Giovanni Paolo I. Avremo tra poco anche un collegamento con il suo paese natale, Forno di Canale, come si chiamava all'epoca della sua nascita, o Canale d'Agordo come si chiama adesso. Ci collegheremo con la nostra Tiziana Bolognani. Tantissime persone hanno assistito al rito lì appunto a Canale d'Agordo, 1500 i pellegrini che dal Bellunese e non solo, dalla diocesi di Vittorio Veneto, da quella di Venezia, dove Luciani era stato vescovo prima di essere eletto Papa nell'agosto del 1978. 33 giorni di pontificato che però hanno lasciato il segno, soprattutto poi nella persona che è stata guarita con il miracolo per sua intercessione. Tra poco ne parleremo. La Santa Messa in San Pietro è finita proprio in questi istanti. C'è purtroppo però la cronaca di cui darvi conto, a cominciare da un altro ennesimo gravissimo incidente mortale avvenuto questa notte a Noale, in provincia di Venezia, intorno alle 4:30. Un'automobile con 5 giovani a bordo, 5 amici, è uscita di strada proprio nel centro di Noale. È morto uno dei giovani a bordo, il passeggero sul lato destro, si chiamava Riccardo Gallo, aveva 19 anni. L'auto era guidata da una ragazza di 22 anni, sui sedili posteriori altri 3 giovani di 19, 18 e 17 anni che sono rimasti feriti e sotto shock. Il gruppo stava rientrando da una serata assieme a Santa Maria di Sala, località che si trova poco distante da Noale. Sono riprese intanto oggi ulteriori ricerche già cominciate ieri di Valeria Rosato, un 88enne scomparsa da Crespano del Grappa il 15 maggio scorso. Le squadre del soccorso alpino ieri si sono concentrate nelle zone impervie e boschive di Castelcucco. Vigili del fuoco e protezione civile hanno verificato le aree adiacenti prossime all'abitato. 2 tecnici del gruppo Forre del soccorso alpino e speleologico del Veneto sono scesi lungo il torrente Musone partendo dalla latteria. Oggi le perlustrazioni sono riprese in 9 aree di ricerca. Incidenti stradali, dunque ancora tantissime vittime sulle strade del Veneto. Abbiamo detto di questa ultima poche ore fa nella notte a Noale, ma si stanno celebrando tanti funerali delle vittime dei giorni scorsi. Ieri pomeriggio l'abbraccio di San Pietro di Feletto a Francesco Favaro, lo studente di 17enne deceduto martedì. Noi vogliamo celebrare la tua vita, è stato detto nel corso della cerimonia. Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Francesco Favaro aveva solo 17 anni e una vita davanti a sé. Purtroppo però lo scorso martedì 30 agosto è rimasto vittima di un tragico incidente stradale a bordo della sua Enduro, mentre andava a prendere il regalo di compleanno da alcuni amici. Questo pomeriggio si sono celebrati i funerali alla parrocchia di Santa Maria di Feletto, alla presenza di migliaia di persone strette attorno alla famiglia del giovane, ennesima vittima di quest'estate segnata dal dolore delle perdite da incidenti stradali. Le speranze dei genitori di vedere il frutto maturo dei loro sacrifici realizzato, le speranze degli amici di passare del tempo in allegria e spensieratezza, le speranze di tutti si sono interrotte. E poi in un momento, in un attimo, quando meno ce lo aspettiamo, la tragedia e la fine di una giovane vita. La piazza della chiesa, gremita dai tantissimi amici di Francesco, detto Checco, hanno voluto dargli l'ultimo saluto con un grande striscione e i palloncini. Presente anche il sindaco Maria Assunta Rizzo, che in occasione ha proclamato il lutto cittadino. In questo momento la nostra fede è messa alla prova, perché è difficile accettare la morte. Il
triste evento si verifica in un momento particolare in cui molte giovani vite si sono tragicamente concluse sulle strade della provincia solo nel mese di agosto, di fronte alle quali, come anche ribadito da Don Adriano Bazzo, tutti i cittadini e le istituzioni dovrebbero sentirsi seriamente coinvolti per un radicale cambiamento di tendenza. Perché il dolore diventi speranza, perché il buio diventi luce, perché diventiamo grandi e responsabili, perché la morte diventi aurora di vita. Un altro incidente si era verificato ieri mattina alle 7 a Valdobbiadene, 5 ragazzi feriti in una carambola tra i vigneti. Sono salvi per miracolo, uno di loro, un 21enne, è in prognosi riservata al Cafoncello. La dinamica riporta alla mente la strage di Godega di Ferragosto. Alle 7:10 si è sentita una gran botta e poi delle capitombole, proprio i botti delle capitombole. C'era silenzio a quell'ora, macchine non ne passavano, però la macchina era passata velocemente. Una cosa sembra certa: prima di carambolare tra i vigneti questa Fiat a grande punto andava ad alta velocità, forse stava rientrando anche da un sorpasso appena effettuato. Difficile spiegare altrimenti il volo di quasi 30 metri e la forza con cui si sono piegati i paletti al suo passaggio. 5 giovani a bordo, tutti della zona, tra loro anche una ragazza minorenne di 16 anni. Dopo lo schianto, immediato l'intervento di vigili del fuoco e su M118. Salvi per miracolo sono rimasti feriti. Un 21enne di Pederobbe in particolare si trova in prognosi riservata al Cafoncello, ma non sarebbe in pericolo di vita. In via Erizzo, questa la realtà, si è sfiorata la strage, inevitabile risalire con la mente al dramma di metà agosto a Godega di Sant'Urbano con la morte di 4 ragazzi. Probabilmente poteva andare molto peggio per il fatto che non sono state coinvolte altre auto ed altre persone. È successo all'incirca alle 7 di mattina, un orario anomalo. Probabilmente rientravano da una festa, io credo privata, perché non abbiamo locali qui in zona che tengono aperto fino a notte fonda, quindi attendiamo il riscontro. A procedere è la polizia locale di Valdobbiadene, che è anche in attesa di capire se il conducente, nello specifico, fosse alla guida alterato. Per come ho riscontrato la zona dell'incidente, l'alta velocità sicuramente è una componente. Poi può esserci la distrazione, la guida in condizioni fisiche non ideali. I controlli, dice il sindaco, ci sono, altra cosa, i comportamenti. L'appello va soprattutto a loro, ai giovani. Evitiamo di metterci alla guida in condizioni non idonee. 7 del mattino, dopo una probabile nottata di festa, probabilmente sarebbe stato più opportuno fermarsi a dormire dove erano. Qualche ora dopo, a Biancade di Roncade, quindi intorno a mezzogiorno, in via Sant'Antonio, c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto. Gravemente ferito un motociclista di 54 anni, nato ad Abano Terme ma residente a Marcon nel Veneziano. In sella al suo scooter è finito contro l'auto di un 27enne di San Biagio di Callalta, proveniente da una laterale. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza. Impatto violentissimo, il motociclista è stato trasportato d'urgenza e nelle soccorso al Cafoncello. Facciamo una prima pausa pubblicitaria, tra poco ancora Focus TG, state con noi. Ancora ben ritrovati fino alle 13, il nostro Focus TG qui su Rete Veneta. Parliamo ancora di conseguenze di incidenti stradali. Torniamo al 24 giugno scorso in via Po a Padova, al confine con il comune di Limena. C'era stato un incidente tra un camion e uno scooter. In sella c'erano padre e figlio. Il giovane morì investito dal mezzo pesante. Il papà è indagato dalla procura per omicidio stradale. Silvano Silvestri, 64 anni, di Padova, che il 24 giugno scorso guidava uno scooter 125 con a bordo anche il figlio Simone, di 17 anni, è indagato dalla procura euganea per omicidio stradale. La sua moto si era scontrata con un camion in via Po al confine tra Padova e Limena, alla svolta a destra con via Piero Bon.
Padre e figlio caddero entrambi a terra, ma Simone ebbe la peggio, schiacciato dal mezzo pesante, il cui autista venne da subito iscritto nel registro degli indagati con lo stesso capo di imputazione di Silvestri. Ora per il padre si aggiunge alla perdita del figlio il peso di una accusa che per adesso è ancora a livello di indagine. La procura ha incaricato di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente a un perito di fiducia. Quel pomeriggio di fine giugno, padre e figlio erano diretti nella zona industriale di Limena, dove il giovane Simone, studente del professionale Bernardi, era impegnato in uno stage aziendale. Allo svincolo tra via Po e via Piero Bon l'impatto tra i due mezzi. Sul semaforo non ci sono puntate telecamere comunali, sono state però recuperate le immagini di altri occhi elettronici, anche se più lontani. Non si esclude per ora nessuna ipotesi. È ricoverata in terapia intensiva, ma non sarebbe in gravi condizioni, un'anziana di 82 anni che ha rischiato di annegare nelle acque del mare a Jesolo. È stata salvata dai bagnini, è stato provvidenziale il loro intervento. Ha rischiato di annegare ad una cinquantina di metri dalla riva una 82enne della provincia di Bolzano in vacanza a Jesolo col marito. Secondo una prima ricostruzione, mentre faceva il bagno nello specchio d'acqua corrispondente alla Torretta 12, zona nelle vicinanze di Piazza Mazzini, la signora sarebbe stata colta da un crampo al polpaccio finendo con il volto nell'acqua. È stata salvata dai bagnini di Jesolo Turismo che l'hanno portata a riva iniziando le manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera di Jesolo e i sanitari del SUEM, allertato anche l'elisoccorso che è atterrato in spiaggia, ma le condizioni dell'anziana sono andate via via migliorando e con l'ambulanza è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Portogruaro. Non sarebbe in gravi condizioni. Incidenti sul lavoro, anche quelli purtroppo non mancano. L'ultimo è accaduto in un'abitazione di Via Rai a Ormelle nel Trevigiano. Un 54enne della zona è caduto dal tetto, è stato trasportato in elicottero in un ospedale a Treviso dove è in prognosi riservata, ha un gravissimo trauma cranico. Sembra che l'uomo stesse effettuando dei lavori per il proprietario di casa suo conoscente. Il volo sarebbe stato di oltre 4 metri. Per accertare la dinamica dell'incidente sul lavoro sono intervenuti i carabinieri e il nucleo Spisal dell'ULSS numero 2. Era invece un tentativo di suicidio, quello avvenuto l'altro giorno a Venezia, in pieno centro, sotto gli occhi attoniti, atterriti di tantissimi turisti e cittadini. Un poliziotto è salito sull'impalcatura della chiesa dove la ragazza si era arrampicata, appunto salvandola. Quando l'ho vista salire sulla cima della chiesa ho capito che voleva gettarsi di sotto e ho corso più veloce che potevo per riuscire a precederla. Queste le parole di Alberto Crispo, il poliziotto che ha salvato questa turista di 20 anni prima che si lasciasse cadere nel vuoto. Lei ha salvato una vita, insomma, è una cosa che non accade tutti i giorni. No, non accade tutti i giorni. Il mio unico scopo mentre salivo le scale era quello di fare il prima possibile e arrivare in cima. Nella mia testa il mio unico pensiero era quello di arrivare in cima e salvare la ragazza. Chi parla è Alberto Crispo, il poliziotto della Questura di Venezia è riuscito ieri nell'impresa tra le più pregiate, il salvataggio di una vita umana, quella di una turista di appena 20 anni con intenti suicidi. La ragazza era in forte stato di shock quando l'ho tratta in salvo, non parlava con noi, era molto scossa, si vedeva in volto che era sotto shock. E mentre la ragazza già penzolava nel vuoto, è stata letteralmente avvinghiata dalla presa salvifica del poliziotto. L'ha afferrata proprio mentre si stava lasciando precipitare da quei 26 metri d'altezza dalla cima della Chiesa degli Scalzi a Venezia. Miracolosa la corsa contro il tempo del poliziotto che decideva tra la morte e la vita della turista. Mi sono portato su sul ponteggio, ho salito di corsa il ponteggio cercando di fare il più velocemente possibile con l'unico scopo di riuscire a trarre in salvo la ragazza o evitare che potesse gettarsi nel vuoto. 30 anni appena, marito e padre di 2 bimbi piccoli, e l'agente del NOP, il Nucleo Operativo Ordine Pubblico, in squadra con il collega Gianluigi Calabrese in pattugliamento antiborseggio e antiabusivismo in zona stazione, oggi non vuole essere definito un eroe. Ho fatto solo il mio dovere, dice. No, eroe no, ho svolto solo il mio lavoro, quello che
svolgiamo tutti i giorni, e sono fiero di essere della polizia e di essere accanto al cittadino. La pacatezza e la modestia di questa gente a molti di noi ricorda invece quanto l'impossibile diventi possibile soltanto a pochi eletti, i nostri angeli eroi. E gli uomini delle forze dell'ordine continuano anche a fare il loro lavoro, diciamo più ordinario, più normale, di fare i controlli sulla sicurezza, contro il degrado, la microcriminalità. C'è stata l'altro giorno una giornata intensa di controlli che ha riguardato il comune di Brendola, ma anche altra parte del territorio vicentino. I controlli straordinari del territorio da parte delle pattuglie interforze si sono concentrati ieri sera nei comuni a nord di Vicenza, a ridosso di Thiene. In particolare si è voluto verificare alcune segnalazioni giunte al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica da parte dei sindaci di alcuni singoli cittadini per situazioni di preoccupante concentrazione di episodi e reati legati al degrado dovuto allo spaccio di sostanze stupefacenti. 25 gli uomini impiegati ieri tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Effettuati 4 posti di blocco lungo le principali arterie stradali. Controllate complessivamente 94 persone, di cui 23 stranieri e 17 con precedenti penali. Ispezionati inoltre 4 esercizi pubblici, una sala scommesse e 37 veicoli. Particolare attenzione è stata posta in alcune aree tra i comuni a ridosso di Brendola, Sarcedo, Fara Vicentino e Breganze. Qui inoltre è stato ispezionato anche il campo nomadi. Al termine delle operazioni, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha disposto 2 fogli di via obbligatori per un periodo di 3 anni nei confronti di pregiudicati residenti in altri territori comunali e 7 avvisi orali per altrettanti pregiudicati italiani e stranieri di spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, andiamo a Padova, dove un 18enne, un giovanissimo spacciatore, ha tentato la fuga in monopattino. Stava percorrendo l'argine del fiume Brenta a Torre, frazione di Padova, quando, alla vista di una volante della polizia, si è dato alla fuga. Il 18enne, originario della Tunisia, ha però presto capito che il mezzo elettrico non lo avrebbe portato molto lontano e lo ha abbandonato scappando a piedi, liberandosi anche di 2 involucri. Nemmeno questo è bastato però, perché gli agenti l'hanno raggiunto e fermato. La polizia ha quindi recuperato i pacchetti gettati, scoprendo che contenevano 20 dosi di cocaina. L'uomo è stato arrestato e si è scoperto che su di lui pendeva ancora una condanna di 9 mesi e 28 giorni, ancora da scontare, sempre per vicende legate al traffico di droga. Fiamme, restiamo nel Padovano, in un'azienda agricola di Pernumia è stata coinvolta una stalla, morti purtroppo tutti i vitellini. Le fiamme hanno avvolto la stalla senza lasciare scampo ai vitelli. Vigili del fuoco al lavoro dalle 11:30 di questa mattina in un'azienda agricola di via Valdolmo a Pernumia, dove è divampato un incendio. Non risultano persone ferite, ma il rogo ha fatto strage di vitellini. I pompieri accorsi da Este, Abano Terme, Padova e Rovigo con 6 autopompe, un'autoscala e 19 operatori hanno circoscritto le fiamme. L'incendio però ha distrutto il fienile vicino alla stalla, dove ci sono oltre 300 capi di bestiame, tutti fortunatamente messi in salvo, tranne lo scomparto dove si trovano i vitellini, che sono tutti morti. Coinvolti dalle fiamme anche alcuni trattori e dei macchinari che sono bruciati. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore. Una volta spento il rogo dovranno infatti capire le cause che hanno originato le fiamme. Andiamo in pubblicità perché tra poco ci colleghiamo con Canale d'Agordo. C'è ancora grande festa e grande emozione per la beatificazione di Papa Luciani Giovanni Paolo I. Tra pochissimo. Eccoci ancora in diretta, ben ritrovati, buona giornata. Dunque, il giorno della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, cerimonia iniziata sotto la pioggia e conclusa a Roma sotto il sole che invece continuava a splendere già da stamattina a Canale d'Agordo, dove c'è la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Mirko, a te a studio e ai telespettatori che ci seguono da casa. Allora, Giovanni Paolo I è beato, il 26 agosto di ogni anno sarà ricordato, il 26 agosto giorno della sua salita al soglio di Pietro, Canale d'Agordo, una festa davvero grande, emozione, commozione in una piazza stracolma di fedeli, di devoti che qui hanno scelto di vivere questo momento che passerà sicuramente alla storia. Assieme a noi abbiamo raccolto moltissime testimonianze, ma assieme a noi oggi c'è Don Nereo Tommasi, veneziano, che ha conosciuto Vicentino, ma trapiantato a Venezia, mi precisa, che ha conosciuto personalmente Albino Luciani a Venezia quando era patriarca. Certo, io ero alla Madonna dell'Orto, ero assistente scout e animatore dei gruppi giovanili della nostra parrocchia, della Madonna dell'Orto, e andavamo periodicamente a salutare, a fare gli auguri alla patriarca. E in queste occasioni così mi ricordo la cosa che mi ha fatto anche sorridere, specialmente le prime volte, perché mi diceva "sa padre", e con la sua vocetta, non so, e rispondevo cosa devo chiamarlo come io allora, se lei mi dice padre. Lui come si faceva chiamare? Niente, Don, sì, oppure non si usava chiamarlo patriarca, si diceva Don, Monsignore, non si usava neanche. Conserva un ricordo prezioso? Sì, era peccato la presenza proprio così molto paterna, per cui non si stava lì a fare il calcolo di come si voleva chiamarlo o non chiamarlo, ecco. La ringrazio. È una di quelle testimonianze che abbiamo raccolto e che, come dire, certificano la bontà, certificano l'umiltà, certificano ciò che è stato, certificano ciò che è stato per tutti Albino Luciani, Don Albino, esattamente come lui amava farsi chiamare, che si sorprese durante il conclave quel giorno perché riferì dalla balconata di San Pietro che lui ad un certo punto percepì il pericolo che si stava manifestando con la sua elezione, un'elezione all'unanimità, un conclave durato 26 ore, un pontificato tra i più brevi della storia, 33 giorni, con una fama di santità che ha sempre accompagnato la figura di Papa Giovanni Paolo I. È stata una giornata davvero importante anche per noi. Con orgoglio abbiamo seguito questa cerimonia. A Roma c'erano le alte, tutte le autorità civili e religiose, non solo della provincia di Belluno, ma anche del Veneto. Avete sentito che c'era anche, oltre chiaramente al capo dello Stato Sergio Mattarella, c'è il presidente della regione del Veneto Luca Zaia e c'era il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Inca. La giornata qui si conclude perché alle nostre spalle la piazza Papa Luciani, che era stata addobbata e allestita per dare la possibilità alle persone di assistere davanti al maxi schermo all'intera celebrazione religiosa, viene smantellato, tutto viene risistemato. L'appuntamento però a Canale d'Agordo è per la prossima settimana, per domenica prossima. Ecco Tiziana, una curiosità prima di salutarci. Vescovi. Una curiosità prima di salutarci, sì. E ti ringraziamo anche per il lavoro e per le testimonianze raccolte. Tu sei in piazza Giovanni Paolo I, che immaginiamo adesso dovrà anche cambiare nome, cioè aggiungere la dicitura beato.
Non te lo so dire, questa si chiama Piazza Papa Luciani, non si chiama Piazza Giovanni Paolo I, probabilmente potranno essere aggiunte delle diciture per ricordare che Papa Luciani è beato, specifiche che però già esistono all'interno della chiesa di Canale d'Agordo, proprio davanti al busto che ritrae in grandezza naturale la figura di Albino Luciani. Ci sono moltissimi ex voto depositati ai piedi e c'è già predisposta la recita della preghiera con l'invito a pregare Papa Luciani, Papa Giovanni Paolo I beato, questo sì. Benissimo, allora ti lasciamo il resto della giornata, Mirko. del lavoro, del racconto poi nei notiziari serali delle nostre emittenti. Grazie a Tiziana Boldognani, a Nicoletta Rizzetto e buon lavoro. Allora vi mostriamo, intanto prendendolo proprio dal canale del Vaticano, il momento della scopertura dell'immagine avvenuta dopo la formula di beatificazione pronunciata da Papa Francesco in latino, appunto proprio da quel balcone in Piazza San Pietro dove nell'agosto del 1978 Albino Luciani da cardinale si affacciò vestito di bianco da Papa. Questa appunto è l'immagine con cui lo ricorderemo, è una delle tante con gli ombrelli della pioggia che cadeva su Roma a metà mattina, poi in realtà è uscito il sole. Torniamo alle notizie del nostro territorio e parliamo inevitabilmente di crisi energetica, di difficoltà nel pagare le bollette. 500.500.000 persone in Veneto rischiano di rimanere al freddo con il prossimo inverno. L'allarme lo lancia la CGIA di Mestre elaborando i dati dell'Osservatorio italiano sulla povertà energetica. A causa di una crisi energetica senza precedenti, nel prossimo inverno tante famiglie venete, molte delle quali con a capo un lavoratore autonomo, non avranno acqua calda e termosifoni accesi. In Veneto, tra le 125 e le 208.000 famiglie vivono una situazione di povertà energetica. Questo significa che potenzialmente nella nostra regione vivono 500.000 di persone che non possono utilizzare con regolarità l'impianto di riscaldamento e non dispongono di elettrodomestici ad elevato consumo di energia. Una cifra che quest'inverno è destinata a crescere drammaticamente perché l'elaborazione dell'ufficio studi della CGIA di Mestre si basa sugli ultimi dati disponibili che risalgono al rapporto 2020 dell'Osservatorio italiano sulla povertà energetica, vale a dire molto prima dello shock scoppiato a partire dalla seconda metà dell'anno scorso e recentemente arrivato ad impennate di prezzo impressionanti. Il governo intervenga subito per aiutare chi è in difficoltà, se occorre anche attraverso lo scostamento di bilancio. Ne va della tenuta sociale di questo territorio e del futuro di tante partite IVA. Nonostante il Veneto registri un rischio tra i più contenuti in Italia, ogni sua provincia ha all'interno un numero di persone pari a quelle di un comune di medie dimensioni in povertà energetica, tra le 21.000 e le 39.000 persone. Le cifre più alte sono a Padova e Verona, seguite da Venezia, Treviso e Vicenza. Al netto delle misure assunte a livello locale, il governo Draghi ha introdotto un aiuto economico, il bonus bollette 2022, che consente alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa del caro prezzo su luce e gas naturale di mitigare almeno in parte i rincari. Baristi e pasticceri sono tra gli esercenti, tra i più colpiti per l'aumento dei costi dell'energia elettrica. A Padova hanno deciso di organizzare una manifestazione di protesta, riconsegnando simbolicamente, ma forse non troppo simbolicamente, le chiavi della loro attività. Continuano ad arrivare aumenti nelle bollette energetiche, aumenti nelle forniture di materie prime e adesso siamo arrivati al limite. Siamo arrivati al limite che abbiamo deciso di scendere in piazza, di manifestare davanti al Tribunale di Padova portando le chiavi della nostra attività. Hanno deciso di chiamarla Elettroshock, la manifestazione in atto giovedì prossimo di pasticceri e baristi che consegneranno simbolicamente le chiavi delle loro attività. Il caro energia sta schiacciando un comparto già pesantemente colpito dalla pandemia. L'appello è alla politica.
abbiamo bisogno di aiuto, ma non è che chiediamo la carità, noi abbiamo bisogno di dignità e ultimamente questa ci manca, perché in 3 anni sembra un accanimento contro noi pubblici esercizi. Le bollette sono triplicate, le materie prime hanno avuto aumenti che si aggirano attorno al 60%, ma dove vogliamo andare? Non possiamo continuare a tenere aperta la nostra attività in perdita, perché è quello che stiamo facendo, ma lo stiamo facendo perché noi amiamo il nostro lavoro. I lavori delle pasticcerie sono dei lavori, non sono superflui, sono importanti perché aiutiamo la gente a festeggiare. Senza le pasticcerie non si festeggia, perché la pasticceria è un locale che aiuta a festeggiare. Sì, si festeggia finché poi loro riescono a produrre evidentemente la tradizione del dolce e delle paste la domenica, ma anche nel resto della settimana. Speriamo che non si debba interrompere. I prezzi sono alle stelle, ci mettiamo dall'altra parte, da quella degli acquirenti. Fare la spesa è sempre più costoso, l'inflazione non era così alta da quasi 40 anni. Quanto è aumentato oggi fare la spesa? Tantissimo, tanto. Noi siamo in 2, per carità, ci arrabattiamo, abbiamo anche un po' di orto, un po' di frutta, però dopo tutto il resto, le bollette e tutto quello che ci va dietro, purtroppo è tutto caro. Cosa è aumentato nella sua spesa più di tutto? Carne, pesce, latte, frutta, verdura. I pensionati è un po' difficile, per fortuna da giovane abbiamo lavorato e abbiamo cercato di recuperare un po' per la vecchiaia, diremmo, ecco. Cosa è aumentato soprattutto? Beh, la frutta, la verdura, il pesce, anche la carne. Io ho 2 sacchetti, euro il pesce, 15 euro e i funghi 18 euro. Anche in sciocchezze un affarino per passare la verdura, ad esempio. L'ho trovato 4 euro di più che poco tempo fa, mi sembra un po' troppo. E quanto è aumentato fare la spesa oggi? Parecchio. Cosa è aumentato? Un po' tutto. Dopo bisogna vedere se si cerca quello che è più valido. Ah, guardi, volevo prendere un melone, un melone grande così, 4,50 euro, gliel'ho lasciato lì. Ecco, e non le dico altro. C'era scritto 2,80, gli hai messo 3,80 quando è... Sì, sono cose pazzesche. Nella sua spesa quotidiana, cos'è che è aumentato più di tutto? Ma un po' tutto della verdura, frutta... a parte mi sembra la carne, mi sembra rimasta uguale, ma per il resto anche il pane. Tanto che ero morte con tutti. Sì. Cosa è aumentato soprattutto, signora? Pasta, pane, latte, yogurt soprattutto che mi prendo, perciò guarda, qui mi accorgo subito. Dopo cosa? Tutto, sì, la verdura, tantissimo, tutto. Torniamo adesso dietro il bancone, quello di un locale, un ristorante alle porte di Bassano, che si è visto arrivare una bolletta da 22.000 euro. Il caro bollette è una morsa che continua a stringere e costringere le attività commerciali a fare i conti con rincari e con aumenti addirittura in alcuni casi paurosi. Ebbene, se fare i conti può essere facile, anche se doloroso, il problema è farli quadrare. Quello che vi andiamo a raccontare questa sera è di una maxi bolletta, pensate, di oltre 21.000 euro per l'energia elettrica, ma a raccontarci di questa spiacevole sorpresa sono i titolari di questa rinomata gastronomia di Bassano del Grappa. Bolletta triplicata per il gas, nel 2021 2.269 euro, quest'anno oltre 6.000. La cosa però inquietante e che veramente ci ha lasciato senza parole, diciamo che ci mette veramente in crisi, insomma, è il rincaro dell'energia elettrica, perché veramente sono cifre assurde, mi viene da dire.
In questo caso parliamo di quasi 22.000 euro, in pratica 4 volte in più rispetto al 2021. Questa è un'attività che ha 35 dipendenti, quindi ovviamente è una realtà importante di Bassano, ma io penso di poter parlare tranquillamente anche per piccoli imprenditori locali, per chiunque ha anche attività appunto più piccole della nostra, che a mio avviso magari riscontrano difficoltà ancora maggiori. Se questi devono continuare ad essere i consumi, chiuderanno i battenti. Noi abbiamo scelto di non aumentare i prezzi, di non gravare sul nostro consumatore finale, perché sappiamo che comunque non è la soluzione giusta. Noi ci aspettiamo interventi da parte dello Stato massicci, incisivi. Ci facciamo adesso portavoce insomma di questa campagna di sensibilizzazione. Vedremo eventualmente se promuovere delle iniziative dove magari ci mettiamo insieme con altri commercianti e altro, per cercare di fare in maniera tale che chi deve rispondere, chi deve dare una mano, ovviamente lo faccia. 12:40 in punto, altra pausa pubblicitaria tra poco. Ancora buona giornata, ben ritrovati in Focus TG. Le piogge di questi giorni hanno fatto respirare un po' il terreno, la vegetazione. Bene, Coldiretti, lo diciamo per i cercatori e gli appassionati, Coldiretti stima da nord a sud Italia, proprio grazie alle piogge, un aumento della crescita dei funghi porcini, ma non solo i porcini, del 50% rispetto all'anno scorso. Quindi i cercatori che conoscono i posti sapranno già dove muoversi e quando muoversi per la ricerca. Per quanto riguarda invece il cibo, la spesa, i consumi, secondo gli operatori del settore ittico ci sarà un calo di almeno il 15% nel prossimo autunno per quanto riguarda i consumi di pesce. La difficoltà dell'economia a causa dei costi del gas e dell'energia sta avendo conseguenze anche su alcune zone, in particolare ci riferiamo a una parte del centro di Mestre, quella del distretto M9. Confcommercio interviene sulla crisi commerciale specifica proprio di quell'area cittadina e dice bisogna ricominciare tutto da capo e non rassegnarsi al fallimento. Spazio M9 a Mestre, il calcio al pallone dei giochi di bimbi oggi sabato è l'unica attrattiva presente, la cui voce sembra provenire dal di fuori dell'opprimente scenario di crisi che l'area sta subendo. Sì, esatto, sabato mattina ci sono i bambini, ogni tanto vengono qui a muoversi, fanno un po' di giochi tra di loro, però in verità l'area è abbastanza vuota, potrebbe essere più attiva, meglio utilizzata. Se ci fosse più volontà probabilmente ci sarebbe lo spazio e il modo di renderla più fruibile da parte di tutti. All'interno il chiostro, come ogni sabato, fortunatamente si rianima grazie al mercatino ecosolidale, la cui scritta, per la verità, forse sarebbe più opportuno comparisse all'esterno, verso via Puerio, per rendere l'area maggiormente attrattiva e per questo di passaggio. Il tema del battage pubblicitario, di come promuovere un mercato, è un tema complesso. Servono chiaramente finanziamenti dedicati, processi di identificazione anche dei luoghi. Noi abbiamo iniziato con le parole se vogliamo anche fertili di una certa fragilità che accompagna anche il nostro sistema, il nostro modello di economia sociale e solidale, e lo facciamo con il passaparola, lo facciamo con armi se vogliamo primitive di comunicazione, però noi crediamo che ancora un cuore batta da questo punto di vista. A sorpresa la speranza torna a rianimarsi tra le spoglie disilluse vetrine dove un tempo campeggiavano negozi e percorsi commerciali. Se è il negozio di abbigliamento sportivo non stiamo smantellando, stiamo facendo una installazione di opere pittoriche che fanno parte del bando del concorso che abbiamo fatto Dipingi Mestre. È una ex tempore di pittura, in giro per la città ci sono già i pittori che stanno dipingendo.
Questa sera ci portano le opere e da lunedì mattina apriamo l'esposizione. Vetrine che torneranno a riaccendersi da lunedì, sebbene per una sola settimana, dopodiché sarà nuovamente l'oblio. Sempre meno movimento qua dentro. Sono anche qualche volta dentro dove c'è il museo che fa i congressi, che roba è anche bello, però non c'è tanto movimento, non capisco il perché. Forse c'è qualcosa dall'alto che non funziona, non so, non saprei. L'estate ormai alle spalle, almeno speriamo dal punto di vista climatico, la ricorderemo certamente come l'estate della grande siccità che è durata per tantissimi mesi. Vediamo il bilancio dell'Associazione di categoria dell'agricoltura per quanto riguarda la provincia di Padova. Annata terribile per l'agricoltura padovana. La perdurante crisi idrica che ha colpito il territorio ha causato danni stimati da parte della CIA in almeno 300 milioni di euro. Nel Cittadellese e nel Campo Sampierese la resa del mais ha toccato quota meno 90% rispetto al 2021, mentre nella bassa e nei colli è meno 70%. Giù pure la soia, si stima una perdita del 60%, tanto nella bassa che nell'alta padovana, e la produzione di olive e degli euganei è in flessione del 50%. I vigneti della bassa e dei colli scontano fino a un meno 30% di produzione. Gli ortaggi hanno subito perdite tra il 10 e il 20%. In totale il valore delle minori rese si aggira sui 300 milioni, puntualizza CIA Padova, e il calcolo è eseguito al ribasso. Al fine di ristorare, almeno in parte, le aziende agricole colpite da tale calamità, il governo ha messo a disposizione la dotazione finanziaria Fondo di Solidarietà Nazionale Interventi Indennizzatori per un importo complessivo a livello nazionale di 200 milioni di euro per l'anno in corso. Di questi 40 milioni di euro sono riservati agli anticipi, proprio in una logica di intervento immediato. CIA stima che in provincia di Padova giungeranno circa 5 milioni di euro a fondo perduto. Dalla campagna padovana vi portiamo adesso in altopiano di Asiago, dove è in corso la 10ª edizione di Made in Malga, la mostra nazionale di formaggi, il bilancio della prima giornata che è stata a quanto pare un grande successo. Asiago diventa la capitale italiana del formaggio. È iniziato Made in Malga, 2 fine settimana destinati esclusivamente al cacio d'alpeggio, ma qui il formaggio diventa un mezzo per parlare d'altro, per parlare di economia, tradizione, storia, cultura e naturalmente di gusto. Questa è una manifestazione che noi abbiamo collaudato da qualche anno perché è un evento di grande attrattività turistica che punta a valorizzare le nostre produzioni agroalimentari, in particolar modo il formaggio. Qui sono presenti tutti i formaggi della montagna veneta nazionale, o la maggior parte, comunque quelli più qualificati. Sono presenti i produttori dei grandi formaggi DOP d'Italia che sanno così valorizzare una qualità di montagna e anche le loro produzioni, e questo ci dà la rappresentazione più evidente di come Asiago sia attraente anche nei confronti di chi vuole esporre la propria merce, le proprie produzioni biologiche, tutto ciò che è in grado di caratterizzare un territorio che viene poi assimilato anche ad un prodotto, in questo caso quindi il formaggio. Made in Malga cresce, siamo felici che comunque ci sia un'espansione di partecipazione dei produttori rispetto alla scorsa edizione. Ci sono i migliori formaggi di montagna da tutta Italia e non solo, perché a Made in Malga si possono trovare dei grandi salumi di montagna ed altri produttori dell'agricoltura. Le nostre aziende, essendo energivore, sono in grande difficoltà. Noi vogliamo mostrare la grande qualità del formaggio Asiago, che ripeto è una DOP importantissima, e la mostriamo qui direttamente al pubblico finale. Qui c'è il meglio del formaggio Asiago. Come si suol dire, buona la prima, ma per gli organizzatori questa non è l'edizione solo della rinascita, è l'edizione della ripartenza verso un futuro in cui le produzioni di questo genere saranno sempre più importanti.
Nel TG Bassano di questa sera, 18.50, aggiornamento invece sulla terza giornata che è in corso ad Asiago. Parliamo di viabilità e trasporti con la TAV, la linea ad alta velocità e alta capacità che passerà anche per Vicenza. C'è il progetto definitivo, il Comune ha già espresso delle perplessità, ma anche i cittadini sono parzialmente dubbiosi, chiedendo un confronto pubblico, e il sindaco sembra disponibile. Il progetto definitivo di attraversamento di Vicenza della TAV presentato da RFI va esaminato con cura e per questo serve più tempo prima di ottenere il via libera dall'amministrazione comunale. La Giunta Rucco ha chiesto una proroga di 4 mesi per la validazione ufficiale, ma a chiedere trasparenza sul progetto sono gli stessi cittadini. Poche ore dopo l'arrivo dell'8 agosto scorso abbiamo pubblicato online sul sito del Comune tutta la documentazione a disposizione, però non sarà sufficiente, nel senso che faremo delle commissioni in diretta a territorio, come sarà per il 6 settembre prossimo. Andremo entro settembre anche in un'assemblea pubblica per spiegare a tutti questo progetto e eventualmente fare emergere le problematiche. Dobbiamo pensare che questo sarà un cantiere per 10 anni che impatterà sulla città e quindi dobbiamo essere sicuri di quello che verrà fatto senza avere incertezze sia noi come amministratori ma soprattutto i cittadini di quello a cui stiamo andando incontro. La mobilitazione parte anche dal basso, nei quartieri che saranno maggiormente interessati dall'opera. Qui ad esempio siamo ai ferrovieri, alcuni comitati si stanno mobilitando autoconvocandosi. Ma il quartiere ferrovieri è stato interessato da variati già negli anni precedenti all'approvazione del 2017, è giusto però alla luce di un progetto definitivo ricoinvolgere i cittadini che volessero naturalmente essere senza ideologie contro la TAV coinvolti per capire quello che accadrà. Ci sono più puntualizzazioni anche sugli abbattimenti, quindi si capirà meglio quali sono gli abbattimenti e quindi è giusto che il cittadino venga informato. A questo proposito l'amministrazione comunale sta organizzando i modi per informare i cittadini. Dopo la pubblicazione online del progetto di RFI, raccogliendo eventuali osservazioni, ora si sta pensando al confronto pubblico diretto con le persone interessate. Su questo il sindaco ha le idee chiare. Non faremo un evento nell'immediato, eventi sul territorio, ma faremo un unico evento, un'assemblea pubblica aperta a tantissime persone. Quindi ci sarà lo spazio per chi vorrà venire di aderire, di fare anche domande, purché venga fatto tutto in maniera assolutamente costruttiva per un progetto che deve essere sostenuto perché ne vale del futuro anche del nostro territorio. Un'idea ipotetica l'avete già in mente? Quando potrebbe essere? Un'ipotesi, tempi permettendo, sarà quella di metà settembre. Ora stiamo valutando la location per poter raccogliere più persone possibile in sicurezza. Torniamo nel Padovano, si è aperta ieri, proseguirà fino al 12 settembre l'edizione numero 838 dell'antica Fiera dei Mussi a Trebaseleghe. Il programma dell'antica Fiera dei Mussi 2022 di Trebaseleghe è molto ricco. Dal 3 al 12 settembre ci saranno mostre d'arte, eventi sportivi, musicali, gastronomici, ma al centro ci sarà come sempre l'agricoltura. È sicuramente un porre l'attenzione a questo mondo agricolo ed è un modo per ritrovarsi e per mettere insieme le energie e le proposte per superare questi momenti davvero difficili per tutto questo mondo. La solenne inaugurazione dell'edizione numero 838 sarà mercoledì 7 al Parco Draganziolo, che sarà un po' il fulcro degli appuntamenti e la sede dell'area gastronomica e delle esposizioni agricole e zootecniche. Con la rassegna cinofila, quella avicola e cunicola, la fiera degli uccelli, la sfilata di 70 trattori e macchine agricole d'epoca, tra queste una mietitrebbia del 1940. Non mancheranno i mussi, gli asini, una quarantina in vetrina, ma nel menù dei baracconi non ci sono. Meglio la trippa e il baccalà. Il Luna Park è pronto e anche una pièce teatrale che il 7 settembre in auditorium ricorderà l'antica coltivazione e il commercio del tabacco, attività ormai dismesse a Trebaseleghe. Aderire alle tradizioni, essere presenti, trovarci, sentirci comunità, stare insieme è l'unico sistema che ci permette di superare, di trovare un modo per
per vincere anche questi momenti di davvero grande difficoltà per tutto il nostro mondo, non solo locale. Una grande festa di comunità aperta a tutti, ha ricordato la Zoggia con i vertici dell'Associazione Antica Fiera dei Mussi. Devo davvero ringraziare tutti coloro che non solo hanno lavorato ma si sono presi la responsabilità di questa organizzazione insieme con l'amministrazione comunale, in particolare l'Associazione Antica Fiera dei Mussi e il presidente Antonio Squezzato. E ricordiamoci che la Fiera dei Mussi è di tutti. Ieri in centro a Bassano qualcuno avrà notato intorno a mezzogiorno un incontro particolare. C'eravamo anche noi. Il nostro cammino è da Valdobbiadene a Seregno per il 70° dell'Avis di Seregno, l'Avis Donatori di Seregno. Partiti dal Tempio del Donatore a Valdobbiadene, i podisti a turno, accompagnati da 3 ciclisti e 2 vetture, hanno percorso la Val Cavasia, passando per Possagno e arrivando a Bassano in tarda mattinata. Siamo un gruppo di 50 persone, più o meno, divisi tra ciclisti, runner, non runner, donatori vari. Nel nostro cammino abbiamo trovato tutte le altre associazioni Avis del territorio che ci hanno accolto con moltissimo entusiasmo, ci hanno dato molta benzina col vostro buonissimo prosecco per fare questo, che li ringraziamo tantissimo, veramente sono stati veramente eccezionali da stamattina. Più che correre stiamo mangiando e bevendo. E bevendo. Valdobbiadene Seregno, 70 più 2 anni. Siamo felicissimi di poter accogliere a Bassano questa fiaccolata indirizzata soprattutto verso la ricerca di continue donazioni, che se ne ha sempre di più bisogno, che erano state un po' messe in difficoltà con il Covid che c'è stato, però stanno soprattutto da parte di giovani tornando verso un buon proseguimento, diciamo così, di donazioni. Ecco, soprattutto per raggiungere, oltre all'autosufficienza nostra come eravamo già abituati, poter dare anche il nostro sangue alle regioni o alle province che ne hanno molto più bisogno di noi. E quindi sul ponte di Bassano una fiaccola d'amore. Sul ponte di Bassano, come dice la tradizione, noi ci daremo la mano e la fiaccola dell'amore anche. Grazie. E ancora buon viaggio per il tratto di strada che resta loro da fare prima di tornare in Lombardia. Chiudiamo prima di salutarci con lo sguardo al bollettino odierno di Azienda Zero per quanto riguarda i casi Covid. Continua la lenta discesa, 1630 i casi registrati ieri, gli attualmente positivi sono poco più di 46.014, quindi continua il miglioramento complessivo della situazione. Va meglio anche nei reparti, -2 in area medica, i ricoveri 622 persone attualmente, 33 in terapia intensiva, una sola vittima nelle ultime 24 ore. È tutto per questo Focus TG di domenica 4 settembre, torniamo domani puntuali alle ore 12, l'informazione su Rete Veneta, oggi dopo la messa delle ore 18, quindi intorno alle 18:55 circa, e poi a seguire TG Vicenza. A tutti grazie per l'attenzione, buona domenica, buona giornata.